Io mi chiamo Pierangela Fiorani, sono il direttore della Tribuna di Treviso e ho il compito stasera di condurre appunto la serata, che ha degli ospiti illustri e molto competenti sul tema, che è un tema molto sentito, molto dibattuto. Il titolo che è stato dato a questa serata è Gli equivoci del gender, e tutto parte da una discussione intorno al comma 16 dell'articolo 3 nell'ambito del disegno di legge della buona scuola, della riforma della scuola, in cui appunto vi leggo brevemente la frase, perché poi appunto tutto ruoterà in fondo intorno a questa cosa. Dice: il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate all'articolo 5,2, e richiama poi il decreto legge 14 agosto 2013, di cui poi ci dirà la senatrice Valeria Fedeli. Allora, noi abbiamo intanto qui con me al tavolo il professor Dino Scantamburlo del Consiglio Pastorale della Diocesi di Treviso, che è delegato qui appunto dal Vescovo di Treviso per questa serata, per partecipare a questa serata, e c'è con noi anche il teologo Cristian Albini del Centro di Spiritualità Diocesano di Crema. Prima di dare però la parola a loro, devo dirvi e scusarla anche che non è con noi il provveditore agli studi appunto di Treviso, però ci ha lasciato il suo intervento. Mi sembra un intervento importante e quindi dovrete avere la pazienza di ascoltarlo, perché adesso io ve lo leggerò. Mi sembra appunto, al di là del fatto che poi chi ha lasciato il suo nome al banco dell'entrata potrà riceverlo anche via mail, perché appunto tutte queste documentazioni vengono poi inviate, quindi avrete modo poi di guardarvele, di studiarvele e di rifletterci a casa vostra con calma. Io direi che ve lo leggo, abbiate pazienza, sarebbe stato meglio avere la dirigente in persona, ma purtroppo appunto lei stessa spiega e dice: gentilissimi, sopravvenuti impegni familiari non mi hanno consentito di essere presente a questo importante appuntamento. Ringrazio l'onorevole Puppato e l'onorevole Fedeli per l'invito rivoltomi e soprattutto per aver interpretato e fatta propria l'esigenza delle famiglie di far luce sulle notizie che si sono diffuse in merito alla teoria gender e alla presunta riconducibilità della stessa agli attuali ordinamenti scolastici. Per tale ragione ho ritenuto opportuno e doveroso inviare le mie considerazioni, nella speranza che anche queste possano servire a rassicurare le famiglie su un tema così delicato quale è l'educazione dei propri figli. Come noto, da un po' di tempo è diffusa tra le famiglie la notizia che nella scuola italiana verrà introdotta la cosiddetta teoria gender. Per tale ragione alcune associazioni invitano le famiglie a diffidare della scuola, soprattutto quando nei progetti scolastici o da parte dei docenti si usa utilizzare termini come diversità, identità, genere, eccetera. Come si avrà modo di illustrare nel proseguo di questa lettera, tali concetti sono già presenti nel panorama legislativo italiano, a partire già dalla nostra Costituzione, fino ad arrivare alla normativa e ai principi che fondano il sistema educativo e scolastico italiano. Ciò a prescindere dall'introduzione del comma 16 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015. La scuola, quale luogo di apprendimento e di crescita dei nostri ragazzi, è il luogo in cui si formano le coscienze, in cui i bambini, fin dalla più tenera età,
imparano a relazionarsi con il mondo esterno e che, a conclusione di tutto il percorso scolastico che va dalla scuola di infanzia alle scuole superiori, consegna alla società individui che con il loro bagaglio di competenze educative, professionali, relazionali ed etiche saranno in grado di rapportarsi all'esterno secondo un sistema condiviso di valori e di regole. Proprio per questo importantissimo ruolo che riveste la scuola, legittimamente la famiglia deve rivendicare il proprio diritto di conoscere e condividere con essa le finalità educative richieste alla quale la scuola non può sottrarsi. A questo fine è importante conoscere su quali principi imprescindibili ed inderogabili, in quanto fondanti il nostro ordinamento, deve basarsi l'offerta formativa e che, come tali, non sono contrattabili. La presente breve riflessione, dunque, lungi dal voler essere una disquisizione su teorie che esulano dalla mia competenza, mira a far luce, senza pretesa di esaustività, su quello che è l'attuale assetto del nostro sistema scolastico in materia di programmazione didattica ed educativa. Innanzitutto è opportuno precisare che già dal 2012 non si parla più di programmi ministeriali, ma di, virgolette, indicazioni nazionali per il curriculum, chiuse virgolette. Ciò vuol dire che già dal 2012, in ossequio all'autonomia scolastica disciplinata dal DPR 275 del 99, il Ministero dell'Istruzione si limita a stabilire gli obiettivi di apprendimento e le competenze che ogni studente deve acquisire, ovvero le conoscenze e le abilità indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. È lasciata invece ad ogni istituzione scolastica una certa autonomia nell'individuare il metodo e gli strumenti su come raggiungere tali traguardi. Il regolamento sopra citato, nel definire la natura e gli scopi dell'autonomia scolastica, stabilisce che essa si sostanzia, aperte virgolette, nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguate ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Fine della citazione. Ancora, l'articolo 4 del suddetto regolamento precisa che, aperte virgolette, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo, chiuse virgolette. Se già dunque il concetto di promozione e di valorizzazione delle diversità era espresso nel DPR del 99, ancora di più tali concetti li troviamo nelle indicazioni nazionali, che in quanto presenti nel nostro ordinamento già dal 2012 e in quanto su di esse si basano le programmazioni scolastiche di tutte le scuole italiane, sarebbe opportuno che i genitori ne fossero maggiormente edotti. Ciò al fine di comprendere che quanto in questi giorni viene presentato come un stravolgimento e un ribaltamento dell'attuale sistema educativo e valoriale rappresenta in realtà una prosecuzione delle scelte del legislatore nel riconoscimento e nell'affermazione di principi costituzionali che sono vincolanti e assolutamente inderogabili per il legislatore ordinario. Tra questi principi
rientra appunto il principio personalista secondo cui il fine ultimo dell'organizzazione sociale deve essere lo sviluppo della persona umana. A questo riguardo non si può non richiamare l'articolo 3 della Costituzione che al comma 1 sancisce il principio di eguaglianza formale che bandisce ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali, in quanto tali aspetti riguardano l'identità, l'essere stesso dell'individuo. Ma il legislatore costituente va oltre, chiedendo allo Stato di impegnarsi affinché tale principio sia di fatto realizzato, ponendo in atto ogni azione volta a rimuovere ogni ostacolo che si frappone all'effettiva realizzazione delle condizioni di eguaglianza tra i cittadini. Naturalmente, tra le azioni che lo Stato può e deve porre in campo, vi è soprattutto quella di creare e favorire un sistema educativo che miri a superare ogni forma di discriminazione e di convenzione sociale che impedisce la piena realizzazione della personalità di ogni individuo. A riguardo, tale tipo di intervento è già in atto nelle nostre scuole perché, si ribadisce, la Costituzione ce lo chiede ed è espresso a più riprese nelle indicazioni nazionali per il curriculum. In queste ultime è esplicitamente chiarito che la scuola raccoglie con successo una sfida universale di apertura verso il mondo, di pratica dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze e ancora che l'obiettivo è quello di valorizzare l'unicità e la singolarità dell'identità culturale di ogni studente. Bisogna sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali la convinzioni religiose, i ruoli familiari e le differenze di genere. È dunque quanto mai essenziale diffondere nelle scuole una cultura del rispetto, basata su una condivisione di valori e principi. Ciò al fine anche di contrastare quel fenomeno, purtroppo ancora diffuso, del bullismo, che altro non è se non espressione del disprezzo, della prevaricazione da parte di chi si sente più forte nei confronti di chi è ritenuto più debole, o per così dire diverso, solo perché veste in modo diverso, si comporta in modo diverso o perché fuoriesce da quegli stereotipi di donna o di uomo che appartengono al comune sentire. Nell'esortare i genitori ad una lettura più approfondita delle indicazioni nazionali, si ribadisce che nulla di nuovo con la legge 107 si sta introducendo nell'insegnamento che andrà impartito nelle scuole italiane, se non l'intenzione di realizzare ancora di più quel principio di giustizia sostanziale attraverso, come afferma il comma 16 dell'articolo 1, la promozione dell'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, principi già presenti nel nostro ordinamento e già oggetto di precedenti interventi legislativi.